La Scottish Premiership ricomincia come era finita, con il Celtic che domina. Dopo aver vinto il triplete nazionale da imbattuta, la squadra di Brendan Rodgers ricomincia da dove aveva interrotto e nella prima giornata della nuova stagione demolisce gli Hearts al Celtic Park. Gli ospiti reggono soltanto mezz'ora del primo tempo, poi vengono puniti dallo splendido taglio in verticale di Griffith che sorprende la difesa ed è poi fortunato nel dribbling sul portiere prima di depositare in rete. Il gol è la naturale conseguenza del dominio territoriale nella prima frazione dei biancoverdi, che sul tramonto del primo tempo sfiorano un gol che sarebbe diventato la copertina del campionato per tutta la stagione. La ripresa comincia con 1-0 che sta molto stretto ai padroni di casa, che 5 minuti dopo l'inizio del secondo tempo raddoppiano con Sinclair, bravo a depositare in rete da 2 passi dopo essere stato letteralmente dimenticato dalla difesa. Il raddoppio taglia le gambe agli Hearts, il Celtic macina gioco e 10 minuti chiude definitivamente il match grazie alla doppietta di Griffith, 32 reti la passata stagione, che in tuffo di testa batte ancora Hamilton. Passano soltanto altri 10 minuti e arriva anche il poker dei biancoverdi firmato McGregor con un missile dal limite dell'area. La rete di Goncalves è arrivata negli ultimi minuti, serve solo a rendere meno amaro la pillola agli ospiti, ma la sensazione è che anche quest'anno il Celtic giochi un campionato a parte.